Procederemo con la premiazione dei ragazzi. Diciamo che per quanto riguarda i ringraziamenti ci atteniamo a essere più brevi possibile, quindi intanto li abbiamo sempre iniziato quest'anno, sempre continueremo a ringraziare tutti gli sponsor, tutti coloro che ci seguono e soprattutto tutti voi genitori che quest'anno siete stati la novità più grande per questa società locale. Vi ringraziamo anche per l'applauso da soli. Procederemo con la premiazione e avanti i ragazzi dello staff uno per uno, poi daremo a disposizione dall'amministrazione comunale e poi anche dei portachiavi che il nostro sponsor è il nostro sponsor è Iarini, dicevo, vuole che si senta bene il suo nome. Ok. Allora, iniziamo con questa presentazione della novità forse più bella dell'annata. Inizialmente ci pareva strano avere un assistant coach in squadra, poi arriva sempre un romano dell'uomo che tifa Juventus e Olimpia Milano. A sto punto abbiamo capito che saremo andati d'accordo. Grande lavoratore, grande persona, grande comunista e grande amore. Il prossimo anno si occuperà di gestire l'intero settore giovanile. Un grande applauso per Massimino Mezzadino. Preghiamo anche Massimo Portachiave. Allora, capito, non fare il foto tutti, se no, ciao ciao. E ha fatto strada quel ragazzo del Cicco, presuntuoso e permaloso, che ci si è presentato davanti chiedendoci di dargli fiducia e lasciargli carta bianca sulla costruzione di un progetto vincente. È anche cresciuta la barba nelle sue guance e quel ragazzino si è fatto un uomo, permaloso sempre, ma anche molto maturo, e ora possiamo dirlo vincente. Accogliamo con grande casino il traghettatore, colui che ci ha sempre creduto, il nostro coach, Gabriele. Ma quante cazzo! Per questa presentazione vorrei vicino a me colui che quest'anno ha dimostrato a tutta la squadra cos'è lo spirito di squadra, come si tiene compatto uno spogliatoio. Non ha saltato un allenamento se non per curarsi, sempre presente nonostante lo stupido infortunio che ha fatto perdere tutta la stagione. Anche se non ha messo piede in campo quest'anno, per noi rimane il nostro palco, re dei Ramos e della lista zecche, con il numero 10, veterano.
Iniziamo con gli under. Ragazzo indeciso, fisicamente non è il più in forma della squadra, ma la sua mano si stella facile per prendere le scelte giuste. Con il numero 5, Francesco Stupa Sais. Inizia l'anno in prima squadra, poi smarrisce la fisico promettente, buona visione di gioco, la sua bestia nera, lo stretching. Con il numero 30, il nostro tronco, Alessandro Orfino. Indeciso, durante tutto l'anno si è fatto trovare pronto quando serviva. Tiratore puro, con il numero 12 bis, il nostro Palotelli, Simone Miseni. E il nostro piccolino di casa, prima esperienza in un gruppo senior che l'ha portato a crescere in tutti i sensi. Tutto fa, sempre disponibile, ha dimostrato di essere una promessa delle serate di squadra. Con il numero 24, Martino Spegni de Luci. Prossima vede di poche presentazioni. Per gli amici Marco e Amber sono scambiatori d'identità perché è già un segno del mercato. Tiratore seriale di pallone, ha qualità per gestire le due quinte, dirigente del futuro. Con il numero 1, Davide Pietro. Obrigado dal tuo arrivo. Spalla destra di Marco e l'under meno timido di tutti, se tocca palla si tira pure le scarpe, col suo mancino mellifero, buco nero, con il numero 9, Mattia Loretti.
dovunque e sempre presente. Cresciuto tanto dentro e fuori dal campo, è diventato un difensore intenso sulla palla con buone qualità di uno contro uno. Menzione d'onore al padre che ha provveduto a pagare i pegni del figlio con bevande e le corni. Con il numero 0, Andrea Giordino Giorgio. Sempre pronto a giocare in ogni situazione, lottatore di base, presente difensivamente. Aveva pagato la sua inesperienza con Vicente Mille per aver dimenticato la maglietta dell'allenamento tantissime volte. Con il numero 28, il più vecchio degli altri, il nostro Giacomo Cevilla. Per tutti mini roots, adivini la nulla, anzi attributi grandissimi che ha tolto fuori di molte situazioni durante l'anno. Tiro da tre mortifero per devozione alla palestra, dove spinge troppo, vanificando il lavoro del nostro preparatore dell'atletico. Culturista, con il numero 11, Vittorio Andrea Ruzzo. Per contribuire alla causa, tecnica cestistica fuori dal comune, sa sempre quando c'è da farsela. Ha visitato tutti i compagni di squadra salvati da interminabili fughe al pronto soccorso. Chiamatelo il nome, con il numero 23, il Giacomo Cenk Presta. Il giocatore su cui si può sempre contare nel momento del disturbo, tantissime qualità tecniche ed equilibratore della squadra, allergico alla palestra, ha anche il difetto di essere il classico interista dall'hashtag Inzaghiato. Con il numero 2, mister attributi, Riccardo Gordina. Della squadra, sempre al posto giusto al momento giusto. Lottatore vero, rinunciativi per concentrarsi sulla fase difensiva, ma quando serve semilancio mortifero. Con il numero 16, il nostro ministro della difesa, Paolo Maravero.
Se si attacca non si stacca più. E appiccicandosi diventa l'incubo di ogni livello. Ha un solo difetto, a destra non deve più resistere. Mancino come stile di vita. Con il numero 8, Simone Postic, viva! Vita sempre di corsa, perché non è militare di allarmismo, ma ha contribuito alla causa dei morti e dei pazzi e curato la salute delle famiglie e della squadra. Ti voglio, con il numero 6, il numero del numero, il nostro Antonio. Dice sempre la sua, se mangia le palle di cavallo diventa più caldo del sole più veloce del fulmine. È l'energia, con il numero 3, il treno quindi Postora, Monte Villa! Il suo stile davvero provoca il corso alla compagnia, ma non fate la valutazione, non è calcio. Un vero signore in campo, parte un talento che vale di gruppo. Per il numero 21, il leader silenzioso, Alessandro Piso, e dulcis in fondo, il giocatore non solo per tutti i blocchi della Serie D, ma anche il blocco della classifica. Un suo tiro da tre che vedrà vivo in continuamente, da un po' vero, e il numero 12.
Ora procediamo con la premiazione dirigenti. Abbiamo qui l'assessore allo sport del Comune di Siena per la premiazione per questi ragazzi che qualcosa sono fatto per questa stagione. Un po' di impegno ce lo siamo sempre noi, quindi speriamo di avere qualcuno di voi, qualcuno nuovo a prossimare a questo fianco. Grazie ragazzi. Buonasera a tutti. Allora, i giocatori sono i giocatori sono fondamentali perché giocano con i canestri di Favolone che fanno loro, però come dietro una grande squadra c'è sempre una grande dirigenza e penso che tutti i dirigenti dell'SD Basket meritano un grandissimo applauso per quello che hanno fatto. Di ragazzi che hanno costruito questo successo. I successi non si costruiscono mai, non nascono mai per caso. Io l'anno scorso mi ricordo in occasione della sconfitta contro il Cambogia, mio figlio Giuliani ma con bene un piacere, ho detto che lo sport è bello perché dalle sconfitte nascono le grandi vite. Lo sport non toglie ma allo stesso tempo dà, però per fare questo ci vuole grande passione e sacrificio soprattutto di chi sta dietro le guide dirigenti, che spesso non si vede il lavoro che fanno perché adesso noi qui stiamo festeggiando, loro in questi giorni stanno già lavorando per la stagione futura, quindi di questo grande lavoro noi come amministrazione comunale ne siamo veramente grati e vi siamo riconosciuti per quello che fate, sia per il basket ma soprattutto per il ruolo sociale che ha questa disciplina della nostra comunità. E qui comincia il sindaco e l'amministrazione, vogliamo anche ricordare quello che l'anno scorso abbiamo detto quando siamo venuti a festeggiare la vostra strepitosa stagione, lo possiamo dire di loro. Lunedì verranno un tecnico che è stato incaricato per lo studio per realizzare il nuovo parquet, perché noi ricordiamo avevamo fatto la promessa che ci saremmo impegnati, il nostro obiettivo è fare in modo che inizierete il campionato qui nel nostro palazzetto col nuovo perché quindi da lunedì lavoreremo solo per questo. Adesso la parola al sindaco che vuole giustamente dare, si arriva il materiale, potete avere il sindaco. Prego. Grazie, ringraziamento a tutti alla squadra, complimenti, veramente siete stati grandiosi, avete portato il nome del nostro paese, tutta la Sardegna, quindi devi dai bravi a tutti, dalla dirigenza, ai giocatori, allo staff tecnico, insomma siamo molto contenti di questo risultato. Come ha detto poc'anzi l'assessore, siamo quasi riusciti a mantenere la promessa, speriamo bene. Noi dal nostro punto di vista facciamo una battuta, quello che mi preoccupa un po' è l'arrivo dei materiali, però cercheremo in qualche modo di accelerare per portare la tecnica del tuo assessore e anche quello che l'obiettivo dell'amministrazione garantire un po' pavimento di giorno idoneo alla nostra categoria. Quindi grazie a tutti anche per averci invitato a questa splendida premiazione. Complimenti a tutti, una bellissima realtà, siete riusciti anche con i giovani, quindi complimenti e siamo a vostra disposizione per quello che possiamo essere utili come amministrazione comunale. Grazie veramente a tutti per l'impegno, ci sono veramente molti ragazzi, molte persone che fanno veramente passione, che fanno tantissimi sacrifici rinunciando alla famiglia.
libero per dedicarsi anche un pochino a questa realtà. Quindi, veramente complimenti e grazie mille, e grazie a tutti. Noi invece come dirigenza volevamo donare una divisa da gioco autografata da tutti i giocatori, da tutta la dirigenza. Adesso il nostro Alessio la consegnerà a voi. Che è un applauso. Consegnerà al campione la coppa ai ragazzi che forse qualcuno forse la federazione si è dimenticata, ma non ci siamo dimenticati che siamo i campioni regionali della serie